Pace bene, fratello. Passo più tardi, Pace bene, fratello, qualche cosa per il convento. Ma cosa vuoi che ti dica? Ti posso ferrare l'asino? L'asino è ferrato. Pace bene, fratello. Arrivederci, padre. Pace bene, sorelle, qualcosa per il convento? Non c'è niente. Qualcosa di spiccioli per i poverelli? Sempre. Ecco qua. Grazie. Vieni. Pace bene, sorelle. Pace bene. Forse sarebbe stato meglio darli a Pasquale questi soldi, quello sì che ne ha veramente bisogno. Ma io non capisco, sgobba dalla mattina alla sera e non riesce a sfamare la famiglia. Ma che ti devo dire? Forse non sa trattare coi clienti. Ma certo che quando c'era quella buonanima della moglie provvidenza... Quella sì che l'aiutava facendo la levatrice. Ma come l'aiutava se faceva la levatrice di se stessa? Certo che in 5 anni quanti ne ha scodellati? 5 coppie di gemelli. 6 coppie! 6 coppie! I cuochi del re di Marzapane, per far tornare l'appetito alla principessa triste, le portarono i più succulenti manicaretti. Il primo cuoco le portò un enorme timballo di fegatini di rondine, ma la principessa triste non lo degnò di uno sguardo. Il secondo cuoco le portò un grosso tacchino tutto tartufato, ripieno di castagne dolci, ma la principessa triste lo buttò dalla finestra. Il terzo cuoco le preparò un grosso enorme luccio arrosto, contornato di pisellini, ma la principessa triste lo regalò al Suor Virginia, ha visto, è arrivato suo fratello, Don Manuel. Molto bene. Finalmente era una settimana che lo aspettavo. Bambini, tornate a casa, la favola la finiremo domani. Ma quando si mangia? Andiamo da papà. E perché io no? Se consegni queste scarpe si mangia, altrimenti si fa un altro buco alla cinghia e stringiamo la pancia, va bene? Ecco. Papà, se consegni le scarpe ce l'ho fatta in ballo con i fegatini di rondine. Cosa? Ti voglio il tacchino d'artufato. Lucio arrosto. Cosa? Silenzio! Basta! Chi è che vi ha insegnato a dire queste porcherie? La monaca di Monza. La monaca di Monza, Quella poco di buono. Ma guarda se sono cose da dire delle anime decenti, io non lo so. Provvidenza, moglie mia diletta, perché mi hai lasciato solo in questa valle di lacrime. Quando c'eri tu, col tuo nobile mestiere di cavatrice, aiutavi la barca. Adesso io devo pensare al lavoro. Perché se non si lavora, ragazzi, non si mangia. Viceversa, se si lavora... Non si mangia lo stesso. Come ti permetti tu, figlio snaturato, di fare delle insinuazioni? Per punizione questa sera andrai a letto senza cena. Beh, basta che mangia a pranzo. Ah sì? Adesso tiriamo fuori delle pretese. Mangiare 2 volte al giorno. Vogliamo fare il bipranzo. Via, a casa. Andate via. Disgraziati in erba. Buon uomo? Servo sua, eccellenza. Sono pronte le mie scarpe? Rondissime. Bene. Facciamo tutto espresso. Posami i capelli in qualche posto. In qualche posto? Sì. Là. Dunque. Allora? Eccole qua. Dove Una sono? lucidatina Ah, e se le porta via. Una piccola lucidatina. Certo. Brillante. Guardi un po'. Annusi che suola. Sì, sembrano belle, belle. Si specchi. Sì, non c'è male. Capisci come lavoro io, non lavoro nessuno nella piazza, Non hanno detto, ci metti un po' di tempo, ma infine. 5 scudi. Momento. Voglio provarle prima. Perché non si fida, eccellenza. È questione di sfiducia, ma voglio provarle come stanno al piede. De bus. Fammi piacere, toglimi questa scarpa. Subito. Ma che razza di scarpa lei porta? Cosa Mica c'ha? così, ce lo lasci dire. È uno schifo. Come uno schifo? Chi creda, parola d'onore, è uno schifo. Oh, ma mai detto Queste sono zavorra, non sono scarpe. Oh, signore, sono scarpe bellissime, le porto da un anno. Ma dovrebbe vergognarsi di andare in giro con queste scarpe. Scusi, glielo dico io, un professionista serio. Sì, siete tutti uguali. Va bene, toglila, vai. Guarda che roba. A me mi fa senso anche a parlarle. Beh, adesso che fai? Le butti? Ma perché se lo vuole portare a casa come cimelio? Ma naturale, non è da buttare via. Ma per carità, Vabbè, vediamo questo tuo capolavoro, Un vediamo. signore come lei. Piano. Sì, no, vai piano te perché... Ecco. Non forzare! Non entra, Non Ci vuole la mano del maestro. Dai. E mi lasci fare, scusi. Ma come mi lasci fare? Io non conosco il suo mestiere, io ho una dignità, ho un decoro. Ma io conosco il mio devo figurare in piazza. Ma scusi, ma... No, dai, insiste col battello. Perdiamo tempo, va bene? Ma che perdiamo tempo? Ma finisca con quel Ma battello. si può lavorare così? Mi tolga la scarpa, per piacere. Mi fa un dolore terribile. Non resisto più. Ecco. Ecco. Cos'è? Che piede. Come che piede? Che piedaccio che c'ha lei, scusi, me lo lasci guardare bene. Ma guarda, beh, questo È un fenomeno. Ma no, è un piede normale. Circa questo l'ho visto i piedi così. Ma tu stai scherzando? Questo
Mio signore è un piede da porco. Ma guarda, se io devo venire qui a sentirmi in stile da un ciabattino. Scusa, sincero. Poi. Non stai fermo tu, Stai fermo. Non entra, non entra. Non entra. Non entra. Ma che non entra? Il piede è rognato. Stai fermo col martello. Ma guardi, io ho una dignità di professionista. Ma io so il piede che si Il tengo. lavoro lo devo fare completo. Ma fammi il piacere, togli via quel Ah, martello. Togli il martello. Stringa i denti, facci così. Poi anche per sogno, non è che sono quello da dentro. Ma guarda un po'. Sa che è un bel tipo, lei? È un bel tipo te. Per forza non entrava. Come non te ne sei accorto? Non lo vedi che è una scarpa destra qui? Ho sbagliato via. No, hai sbagliato scarpa. Hai fatto due scarpe destre. Ah, sì? Già. E perché ne volevo due scarpe sinistre? No, signore, io volevo una scarpa sinistra e una scarpa destra. Ah, sì? E di qua di qua facciamo 2 metri e 2 misure, Come qua? Cosa si è messo in testa lei? Così credi in Paolino perché c'è la barba? Io la barba non ce l'ho, io mi depilo. E si depili. Abbia pazienza. Ma io porto la barba perché volevo... Ma me la senti un po' che roba. Ma senti che roba Ma veramente? guarda un po', tu non sei un ciabattino, te Ah, lo no, dico io, non offenda, sa? No. Non offenda, sa, se io sono un lavorante specializzato. Specializzato in che cosa? A fare la scarpa destra. Ah, la destra. Ha capito? Sì. Prima di ieri in società con Mastro Nardo. Poi abbiamo litigato, lui si è portato le forme sinistre Allora. e si è andato a Vigevano. Ah, bravo. Capito? Io Allora io conosco per il farmi fare la scarpa sinistra dovevo andare a Vigevano. Se vuole andare ci vada. Ma già ci vado troppo a No, ci va Vigevano. a Pecoroni, va Ma bene? qua pecorone o non pecorone? E la finisca! Tu devi aggiustare E la finisca! Allora, finiscila tu, devi aggiustare la scarpa. Deforme! Che è deforme? Che al piede sinistro c'è il piede destro! Io c'ho il piede sinistro. Invertito! Oh, Faccio il come devi piacere! fare? Io me la muovo! Ma pagare! Papà, c'è un signore a casa che ti aspetta. Cliente abituale? No, non l'ho mai visto. Cliente nuovo allora. Andiamo. Sai che? Buongiorno. Buongiorno, senta, lei. Se è venuto per le scarpe, mettiamoci d'accordo prima, perché dopo non voglio grane. Capito? Io faccio solo scarpe destre. Se ne conviene bene, se no se ne vada. Che numero? Calma. Come calma? Sei tu Pasquale Cicciacalda? Ciccia calma, Lo sai che hai debiti con tutto il paese? modestamente, ma faccia. Devi pagare 5 scudi per l'affitto di 2 anni arretrato, Non obietto. 3 al macellaio e 2 al fornaio. Totale 500 scudi. E come arriva lei a 500 scudi? 5, 2, 7 e 3, 10. Lei arriva a 500, 490 di chi? E le tasse? Quale tasse? 490 sono per un anno di tasse arretrate. Ah, sì? Ma cosa si è messo in testa il Benur? Ma dove vogliamo arrivare? È ora di finirla, ha capito? Allora, vuoi pagare sì o no? No! E perché? Perché? Per 2 motivi. Primo, perché non c'ho manca. Secondo, perché sono in bianco E allora sarai bandito dal paese. bandito io. Ah sì, si bandisce un galantuomo con 12 gemelli sulle spalle da mantenere, da sfamare, dico, ma oh! La legge del Balzello parla chiaro. Sequestro e vendita di ogni bene del moroso. Come ha detto lei? Del moroso! Non offenda, sa. Per regola della Masù io non sono amoroso, io sono un uomo serio, ma faccio i fatti miei e solo vedovo. Ha capito? H. Basta, poche chiacchiere. Poche chiacchiere. Dunque, io, ufficiale del Balzello, eccetera, 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 mi sono recato in casa di Pasquale Cicciacalda. Ma perché a lei ciccia calda fa schifo? E procedo al sequestro. Io scrivo e tu detti. Che cosa ha detto? Descrivimi i mobili. Avvoltoio. Comincia da questo, eh? Letto matrimoniale a 12 piazze. Gli storici asseriscono che questo letto servì a Numo Pompilio nella sua prima giovinezza. Valore? 100 scudi. Questo Somir egiziano da Pomicio, il celebre storico greco Esanofele, asserisce nei suoi testi che, detto Somir, servì a Cleopatra per il suo primo incontro con Marco e Antonio. Valore? 100 scudi. Questo sgabello a 4 zampe, in pura noce di cocco, ha suscitato accese discussioni fra gli esperti del genere, della materia. I primi asserivano tenacemente che questo sgabello sia un Luigi XV, i secondi invece erano d'accordo che fosse un Luigi XVI. Io non sono d'accordo né con l'uno né con gli altri, perché per me questo sgabello è un Gaetano della prima maniera. Valore? 100 scudi. Oltre, passiamo oltre. Lampadario di Murano filettato d'oro brunito, 4 facciate, una luce e un singolo. Valore? 100 scudi. Qui invece abbiamo accessori, servizio da toilette per 12. Questa è porcellana finissima etrusca lavorata a mano, IV secolo. Valore? 200 scudi. Ha tirato le somme? Quanto fa? Secondo i tuoi calcoli, Sì. 600 scudi. Allora 600 io le devo 500, è vero? Sì? Lei mi deve dare 100 scudi a me.
Ma mi vuoi prendere in giro? Come sei? Ricordati che io sono un pubblico ufficiale, ti posso fare anche arrestare. Ma come ti E poi credi? qui rimane tutto sequestrato e tu sarai bandito dal paese. Io, eh? Ma scalzone farabutti, che se mette piede un'altra volta in questa casa ti faccio due occhi così. Che cosa hai detto? Che hai detto tu? Ripeti se hai coraggio. Io parlo. Cioè, Ah. sono solo. Ah. Ma guarda un po'. Permesso? Pace bene, fratello. C'è qualche cosa per i poverelli? Quando un frate cercatore va a cercare, bisogna dargli qualche cosa da mangiare a questi poverelli. Ma che fai, mi guardi? Ragazzi, come si chiamava la vostra povera madre? Provvidenza. Benissimo. Da questo momento voi siete i figli della provvidenza. Sì, papà. Sì, papà. Papà un corno! Io sono Fra Pasquale e voi mi dovete chiamare padre. Sì, padre. E ricordatevi inoltre che dovete aprire la bocca. Solo per mangiare. Benissimo, andiamo. Pace bene, fratello. Pace bene. Vuoi dare qualche cosa per i figli della provvidenza? Volentieri, ma non c'ho niente da dare. Non hai una moneta in tasca? Noi accettiamo tutto, sai? Neanche un soldo, caro. Come, neanche un soldo? No. E non ti vergogni ad andare in giro senza neanche un soldo in tasca? E se ti capita qualche cosa? È proprio quello che ho pensato io prima. Quando ti ho visto venire ho detto, ma meno male che arriva lui, mi darà qualche cosa, ecco. Oh, non dire sciocchezze. E come ti chiami, figliuolo? Mamozio, Ah, un bel nome, Mamozio. Bello, bello. E che mestiere fai? è il pastore, Pascolo. Pastore. Mm. Ma scusa, il tuo gregge dov'è allora? Gregge ce l'avevo. C'avevo 10 pecore che erano formidabili, ma sai com'è? La fame, me le sono mangiate tutte 10. Come ti capisco, figliuolo, come ti capisco. Eh. E adesso cosa fai qua? Non lo vedi, Pascolo? Pascoli. Sì. Che cosa pascoli? Pascolo è il mio cane. Ma non è mica una pecora. Ma lui, a furia di stare con le pecore, si è abituato a mangiare l'erba. Ah, sì? Ed è bello grasso, eh? Ha bei cosciotti. Ma chissà come sarà la carne del cane. Gente quella bestiola. Padre, mi è scappato il cane. Come faccio adesso? Era l'unico mio sostegno. Non disperare, figliuolo. La provvidenza provvederà tutto. Ma un momento, com'era il tuo sostegno il cane? Eh sì, perché lui ogni tanto qualche gallina mi rimediava. Vergognati a dirmi questo. Avere un cane ladro di pollo, non ti vergogni. Questo è un reato, è un delitto, è un peccato. Allora portami con te al convento, padre. Ti vuoi redimere, figliuolo? Sì. Ma un momento, io prima di tutto convento non ne ho. Perché io sono un frate nomade, un frate cercatore, cerco. E io ti aiuto a cercare. Sono bravo. Sei bravo? Sì. Parola? E vabbè, vuol dire che io ti porterò con me. Ti nominerò terziario. Capisci? Ti nominerò terziario mio assistente. Va bene? Grazie. Noi siamo in 13, il 13 a me porta male, con te siamo 14. Il 14 a me porta male lì stesso, anche il 15, il 16, eccetera, eccetera, eccetera. Vuol dire che peggio di così non si può andare. Andiamo. Battaglione, avanti, marcia! Silenzio! Che vergogna di avere fame! Ci mancherebbe altro. Alla vostra età la fame è un'opinione, bisogna abituarsi a digiunare, il digiuno fa bene. Avanti, via, andate a scherzare. E non vi mangiate i papaveri, che fanno dormire.
Ma dico io, possibile che tu che dici che sei della zona, che sei di questa campagna, non conosci una casa ospitale dove ci possono abbeverare, foraggiare, vettovagliare, eccetera, eccetera, eccetera? Ma vedi, questa è una zona povera. Si potrebbe tentare, sai dove? Al Castello Maledetto. Che hai detto? Al Castello Maledetto. Te lo maledetto. Castello della Tantis. Beh? Ho sentito dire che c'è una marchesa che è buona, caritatevole. Ah, sì? Ma c'è il marchese cattivo. Chi è il marchese, il marito? No, il marito è morto. E allora sei morto, com'è cattivo, scusa? No, ma non è il morto che è cattivo, è il vivo che è cattivo. Ma è vivo e mezzo vivo e mezzo morto, allora secondo te? No, il Ti marito spieghi? quello Ti è, spieghi? quello è, Io non lo quello so. è il cognato. È il Ah, cognato. il cognato, il Il marito marchese è morto. cognato. Eh. Il fratello del marito, allora? Sì. Già. E dov'è questo castello? Beh, ma è lontano di qua. Lontano? Sì. C'è da camminare molto a piedi? Sì. Te lo devo dire, a torto collo, ma te lo devo dire. Mi dispiace, ma per troppi mesi hai nascosto il tuo stato. 9 mesi quasi, 9. E io sono Condari, sono marchese. Oramai non c'è più niente da fare, cara te. Siamo giunti alla resa dei conti ormai. Provatelo se potete. Io lo proverai il bastardo che stai per mettere al mondo. E allora non so se vi spiego, cara te. Ma se per le ricchezze che mi ha lasciato vostro fratello, sono disposta a darvi tutto. Ah, grazie per la gentile concessione. Ma quando avrò la prova della tua tangibile colpa, quella ricchezza diventerà mia di diritto. Ma non lo capisci che non è la ricchezza che voglio. Non è la ricchezza che voglio. Non è la ricchezza che voglio. E allora cos'è che volete? Ah, ma qua non abbiamo capito niente. E allora tutta la corte che ti ho fatto per tutto questo tempo è andata perduto. Ma non ti sei accorta mai di me? È possibile? Chi ti adescava durante le tue passeggiate sul torrione? Io. Chi ti guardava con lo sguardo concupiscente ogni volta che eravamo a tavola, tu da una parte, io dall'altra, faceva fiore, fiore? Chi? Io! E quando ti affacciavi la notte alla finestra per prendere una boccata di fresco, chi ci trovavi fuori dalla finestra al terzo piano, attaccato all'edera come un ragno? Chi era quel ragno? Io, un ragno innamorato, ma io è il tuo amore che voglio, Fiorenza, il tuo amore che voglio, Fiorenza. Mai! Mi odio, fastidio tutto il mio odio. Vabbè, no, Fiorenza, non facciamo così, ti voglio bene. Lo so, e lo so che odio adesso. Ma quando mi avrai conosciuto a fondo, intimamente, e allora sono sicuro che il tuo odio diventerà amore per me. Ma non capisci? E te che desidero? Ti ho sempre desiderato da quando sei sposato quel rimbambito di mio fratello. E adesso, se vuoi, io sono pronto a salvarti dalla vergogna e dal disonore. A quale prezzo? Ebbene, sposandoti. Mai. Aspetta, così, carognamo. Io sono marchese, ma fino a un certo punto, sai, cosa mi pigliano i 5 minuti, io abbandono il titolo e faccio sfoggio di tutta la mia volgarità. E tu mi vuoi volgare, tu, no? Non è vero che mi vuoi volgare, no? Vieni qua, convinciti. Ma lo capisci che se mi sposerai, ritornerai la padrona qui e tuo figlio sarà mio figlio. Ma dove lo trovi un fesso che si accolla a un figlio di un'altra? Oh, su, bella. Dimmi di sì, avanti, che mi dici? Mi dici? Dico che preferirei farmi uccidere che lasciarmi toccare le vostre sudici mani. Sudici. Oh, io mi lavo la mattina, sai? A prescindere dal fatto che sono marchese e mi lavo. Mi lavo e ti tocco. E ti tocco dove mi pare piace, dove più mi pare piace. Come osate? Lasciatemi! Va bene. Ti lascio perché mi hai mortificato. Ma ti costringerò a dirmi di sì. Sappiate che ho ancora i miei servi, i quali mi amano e mi aiuteranno. I servi? Ma tu lo ignori, mia piccola bambola? Lo ignori? Li ho licenziati tutti i servi. Non mi servivano. Sei sola adesso. Sei mio potere. Non potrai comunicare più con nessuno. Anzi, sai che faccio? Guarda che faccio. Porto via tutto. Carta, calamaio e penna. Con che comunichi adesso? Con che comunichi? Con Checco vuoi comunicare? Ebbene, sappilo, ho licenziato anche lui. Quello sì che non si lavava, servo zozzone, e io l'ho licenziato. Riuscirò lo stesso a far sapere a qualcuno che sono qui, vostra prigioniera. A chi? Al padre del bastardo? Sì, proprio lui. E voi pagherete il fio delle vostre malefatte. Io, senti, non parliamo di fio perché... Ma è meglio che non parlo. Io sono Egidio della Tantis e taccio. Il fio. Sto fio da... Il fio. Su, avanti, fate presto. Via! Via! Non mi voglio dare via! Non posso condannare la mia padrona! Ci devi costringere a usare la forza. Vattene via con le buste! Ma devo fare il bravo! Ti fai prendere a schiaffi anche dalle donne, cretino!
vi supplico. La marchesa ha bisogno di me, ha bisogno dei miei servizi. Quali servizi? Di che servizi ha bisogno la marchesa? A servire la marchesa ci saranno i miei uomini. Ma cosa possono fare gli uomini nello stato in cui si trova? In quale stato? In stato interessante, non No, è no, vero? non ho detto questo. Sì che l'hai no. detto. Aspetta un bambino, mia cognata, ed io lo so. Ma quando arriverà il momento, non troverà nessuno che la aiuterà a nascondere il frutto della sua colpa perché sarà sola. Cosa origli tu, cretino? Cosa origli? Pensate a portarla via! Sì. Portatela via! Ma rovinato un beda, sta strucina baratto! Fra Mamozio! Mamozio! Sì. Questo è un castello. Sei sicuro? Ma come sono sicuro? Questo è quel castello che noi cercavamo, capisci? Il castello dei Marchesi della Tansis. Aspetta. Provvidenza mia. Busso o non busso? Ci accoglieranno a braccia aperte oppure ci piglieranno a calci nel sedere? Dammi un segno, illuminami, un segno solo. Ai. Bene, bene. Come bene? Gioisci. Ma come È gioisco? stato un segno della provvidenza. Questo è un colpo della provvidenza. No, un segno. Accidenti, guarda che roba. Un segno. Ah. È d'argento, eh. Sì? Porca miseria, questo è d'argento. Che c'è scritto? vedi. Leggi tu perché io non ci vedo bene. Io ho un occhio miope, l'altro è prestito. Leggi tu. Sono prigioniera, Prigioniera. di mio cognato. Oui. Aiutami, anima pia. So io. Liberami e riceverai 1000 fiorini d'oro, la Castellana. La Castellana, chi è la Castellana? Sarà la moglie del Castellano? Già, ma che già, che la Castellana sarebbe la padrona del castello. Ah, ecco. La padrona del castello, la Castellana. Sì. Sai che ti dico? Io la libero. Chi liberi? La Castellana. Sì? Ma il marchese cattivo che facciamo? Già, i 1000 fiorini dove li metti? Io per 1000 fiorini libero 10 marchese buone da 20 marchesi cattivi. E come fai a entrare? Già, c'ho un'idea. Sì, Ho trovato. sì, Appena via la sera. sì. Chi sarà mai questo? Ma sarà un servo che ritorna perché non sa dove andare. Virgola, vai a vedere chi è. A nessuno deve entrare. Nessuno deve entrare. Se io passo in una via, maledetto sempre sia. Satanasso, Satanasso, scappa via quando io passo. Se io passo in una via, maledetto sempre sia. Satanasso, Satanasso, scappa via quando io passo. Se io passo in una via, maledetto sempre sia. Satanasso, Satanasso, scappa via quando io passo. Se io passo in una via, maledetto sempre sia. Poco de peccato. Liberamus castello spiriti maligni. Liberamus. Liberiamo. Fermi così, che volete? Dove andate? Scusa, fratello, ma tu conosci il latino? No. E allora non mi interrompere, ti spiegherò poscia. Acqua poco, poco, Andiamo via, su! Su con le mani! Non mi si tocchi! Chiaro? Non permetto! Manomettermi! Io sono un santo monaco nell'esercizio delle sue funzioni. Nessuno può entrare nel castello! Ma sì, e chi lo dice? Lo diciamo noi! E voi chi siete? Siamo i bravi! Cosa sono? Ho detto che sono bravi. Ah sì, è perché noi siamo fessi forse? Insomma, cosa fate? Fermi, mandrini! E questa è la maniera di trattare gli ospiti? Sono anni che siete al mio servizio. Non imparate mai? Lasciate stare questi santi monaci. Eccellenza, eseguiamo i vostri... Zitto! 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 No, zitto lo dico io per piacere. E noi cosa diciamo? Niente. Va bene. A me Silenzio! Che vuoi fare? Questi santi fratelli sono capitati al momento giusto. Perciò sia dato loro libero accesso. Non ho capito. Libero accesso. Grazie, hai bisogno tu di... Io no. Non nemmeno io. Dopo, casomai. Sono veramente mortificato, fratello, per come mi ha ricevuto questo bestione maledetto. Oh. Maledetto. Sappiate che siate benvenuto nel castello dei Marchesi della Tantis. Grazie, maresciallo, Ma grazie. che maresciallo, Marchesi? Vabbè, l'ho sconfitto. Chiedete, fratelli, e tutto ciò che vorrete vi sarà concesso. Dopo, casomai. Chiedete. Ecco, innanzitutto vorremmo dare una sistemazione notturna ai piccoli figli della provvidenza. Ma sì, meschinelli, hanno ragione, come no? Il castello è così grande, vorrà dire che metterò a loro disposizione un'ala intera. Magari una coscetta di pollo, perché... Cosa hai capito, Una coscetta imbecille? di pollo. Scusami.
Cosa hai capito? La coscetta di pollo, che parla dell'ala di pollo? Parla del castello, il castello è un braccio del castello. Braccio destro e braccio sinistro. già, questo castello c'ha 2 braccia. Allora è meglio una gamba. Ma che gamba? È più polposa. Ma stai zitto! Ma che razza di monaco è questo? È novizio. È terziario. È mezzo monaco. Già, ben detto, mezzo Bene, bene. monaco. Diego, Alfonso, provvedete subito. Oh, e mi raccomando, Diego e Alfonso, caffè latte al mattino e pipì prima di andare a letto. Concesso. Non c'è bisogno, basta un piccolo vasetto. I bambini sono bambini. È simpatico. Mamozio, provvedi. Buonanotte, padre. Mamozio! Vai via così. Mamozio, tu manchi ai primi doveri. Buonanotte. Prego, fratello. Buonanotte, buonanotte. Vorrei per piacere sapere a che debole onore questa vostra simpatica visita. Giusto. Ah, Caldino ci voleva, eh? Va bene il Caldino. E va. Ma cosa fate, fratello? Non so, credevo che lei volesse scherzare. No, che scherzate? La secondavo. Io passavo il caldo da una mano all'altra. Scusi tanto, scusi Prego, tanto. prego. Dunque, sarò preciso. Caro maresciallo. Maresciallo, io marchese. Marchese, maresciallo, sembra che la lettera M cominciano. Ecco qua. Come le dicevo, sarò preciso. Io, il mio assistente terziario Fra Mamozio e i 12 figli della provvidenza stiamo facendo un giro di ispezione nella zona, onde snidare dai castelli aviti gli spiriti maligni e i satanassi. Bene, bene, un'opera altamente meritevole. Sì. Ma io mi dispiace deludervi, reverendissimo Fra Pasquale da Casoria, Pasquale da Casoria. Sì. Bene, e sudista. oriundo, poi mi sono stabilito a Monza. Bravo, bravo. Dunque, dicevo, sono sicuro che in questo castello non c'è mai stato nessuno spirito, né un satanasso. Ma di questo è sicuro? Sicurissimo. Alle volte, sa? No, ve lo posso assicurare. Qualche affine? Ma niente affine. Qualche affine di bellulo? Ma quando no. mai? No. Vabbè, vuol dire che io me ne vado. Però non assumo responsabilità. E già perché nell'andar via poi uscisse qualche spiritello, la gente che cosa può dire? Ma come, Fra Pasquale è andato al castello e cosa ha concluso? Un cacchio? Io me ne vado, vabbè. Però la responsabilità è sua. Ma perché dovete andare via? Nessuno vi dice di andare via. Lei... Io non vi lascerò più, a parte il fatto che mi siete simpatici. Voi mi ricordate la terra dei miei antenati. Ma allora io aiuto anche lei! Ma si capisce? Sì. E come no, io discendo dai Borboni. Dai! Borboni. Mi sembrava una faccia conosciuta. Ma allora siamo quasi parenti. Noi due. Eh già! È perché a casa mia, quando ero piccolo, c'avevamo un barboncino, ma così carino. Un barboncino. Oga! Il marchese ha detto Oga! Ehi, chi va avanti? Oi. No, adesso basta, fratello! Cosa fate? Scusi, marchese. Adesso state passando i limiti. Io cercavo a secondarlo, ecco. Ricordatevi che voi siete un monaco e io sono un marchese. Signor sì. Non dimenticatelo. No, Prego, accomodate. grazie. Mi perdoni, marchese. È pur vero che vi ho detto di restare nel mio castello, ma cercate di mantenervi nei limiti della casta. Chiedo perdono umilmente, marchese. Ho sbagliato. Io mi piglierei a schiaffi. No, non lo fate. Io mi prenderei Vi a prego, schiaffi. mi impressiona. Abbia pazienza. Per lei soprassiedo, ma mi Grazie. dovrei prendere a schiaffi. No, signore, grazie. Io sono qui a sua disposizione. Mi comandi in che cosa posso umilmente servirlo. Bene, così vi voglio, fratello. Volevo farvi una domanda. La faccia. Avete mai sposato? Marchese, io sono vedovo. Un monaco vedovo? Ma dico, E che vuol dire questo? è l'ordine dei vedovi. È un ordine nuovo? Sì, i vedovi scalzi. Io porto le scarpe, ma non ci faccia caso. Io sono in trasferta. Beh, sarà. Dunque, che c'è? Oddio, c'è qualche periglio? No. Che periglio Non avete? voglio che ci sentano. No. In confidenza, fratello. Sì. Guardatemi. Sì. Mi sposereste? Io? Sì. A chi? A me? Ma che gli dà di volta il cervello, forse? Non capisco che c'è di Ma anormale. con mi sposavo lei, Marchese, ma che è pazzo? Abbia pazienza. Casomai se si poteva, mi sposavo a Fra Mamozzi, che è più giovane. Ma no, che avete capito, fratello? Ho sbagliato. È un matrimonio che dovete celebrare, il mio matrimonio. Ho sbagliato. Sì, Ho sbagliato. Scusi tanto, Marchese. Va bene. Mi lasci prendere a schiaffi. No, non voglio. Mi faccia questa Non cortesia. voglio, mi fa Me lo impressione. conceda. Vi prego. Marchese, io mi devo prendere. No! a schiaffi. Ecco. Me ne No, sono mi fa preso. male. E adesso chi me ne No, ecco. Dunque, Bravo il fratello. e se è lecito, Bravo il fratello. Marchese, lei vuole sposare, quindi vuole mettere la testa a posto. Ecco. Bravo figliuolo, bravo figliuolo. Grazie. Oh, mi dica un po', Marchese. Sì, Chi è la sposa? mia cognata. Ah, Perché ride? E suo fratello cosa dice? Poverino, non parla più, meschino. Quando mi dispiace. È muto? No, che muto. Morse.
morse. Sì. Tutti i barboni hanno questo difetto di mordere Il barbone. al polpaccio. La devo Sì, sì, al polpaccio. No, ho detto morse per morire. Ah, morse per morire. Ho Eh. sbagliato un'altra volta. Io mi prenderei una. No, Mi rifaccio no, come fai impressione? Beh, mi piglio No, dopo, ecco, mi piglio bravo, dopo. dopo, magari quando non ci Senta sto un po'. io. Mi dica la verità. L'ha ammazzato lei. Fra Pasquale, cosa dite mai? Come vi permettete? Scusi. Mio fratello è morto di morte naturale, poverino. Ah, ecco. Sì. Corpezzoli. Eh. E lei naturalmente vuole sposare la vedova, così rimane tutto in famiglia. No, no, No. Ma che ciuccione, no, ma che ciuccione? Come vi permettete? Credevo che il signor Marchese volesse dormire. Dico, voi vedete che si può fare una pennichella. Ma che pennichella? Io mi addormentavo sulla poltrona facendomi cullare da voi. E così i miei bravi avrebbero visto il Marchese col ciuccio in bocca. Oh, No. sono cose che possono capitare. Comunque, Gregio Marchese, lei ha detto che vuole accasarsi. Sì, fratello. Sta bene. Però io dovrei conoscere la sposa. E va bene, la conoscerete domani mattina sull'altare. Perché dice messa? Ma che dice messa quando officerete la nostra cerimonia? Ah no, mi dispiace che Gregio Marchese, sì. La prassi vuole che il celebrante conosca gli sposi il giorno prima delle nozze. E va bene, sia fatta la vostra volontà. Grazie. Cecco, Smilzo, conducete giù la marchesa. Sì. Presto! Presto! Se permette lo dico io presto. Dice tutto lei? Dunque, la Marchese? La Marchese? Sì. Marchesa buona. È buona la Marchesa. E come lo sapete voi? Lo dicono tutti oramai. E a voi chi ve l'ha Sì, detto? a me, un contadino di Anzio mi ha detto che la Marchesa, dice, oh, vedi. Ad Anzio conoscono mia cognata. Ah, non lo so. Così lontano. No, che lontano. Adesso di Anzio, prima di venire qua, insomma, Ah, mi ha detto. Oh, di Anzio ve l'ha detto un contadino. perché cosa ho detto? No, hai detto di Anzio. Mi siete scappata. Sì, Sì. il contadino ha ragione. I contadini, già. Mia cognata è buona, È buona la cognata. molto buona. Buonissima. Quis metat dicere verum. Ah, sì. Non ho capito, Marchese. Quis metat dicere verum. E che significa? Chi vieta dire il vero? Ah, nessuno. E che lingua è? Come che lingua? È latino. Non conoscete il latino? Ah, io no. E che monaco siete? Sai, il latino è stato abolito. Ma no. Già. Hanno abolito pure il latino. La marchesa Fiorenza del Giglio, vedova della Tansis. Fiorenza, mia dolce promessa, voglio presentarti questo santo monaco. Domani egli celebrerà il nostro matrimonio. Fra Pasquale da... Da Casoria. Da Casoria. Attualmente monaco a Monza. Sì. Sì. Voi? Cosa c'è? No! Non è possibile! Non è possibile! Cosa è Dai! successo? No! Fiorenza! La chiesa! Va bene! Portatela nella sua stanza! Chiudete la porta a chiave, maledette! Brava! Io ho una vaga impressione, forse mi sbaglierò, non lo Eh? so, che la Marchesa non sia troppo entusiasta. Si entusiasmerà per forza! Lo voglio! Ignaro. Cosa dite? Ignaro. Cosa dite? Vuole ascoltare il mio consiglio? Eh? Io sono un monaco di mondo. Mhm. Non la sposi. Non mi interessano i vostri consigli. Voglio solamente che voi celebriate il nostro matrimonio. Ah no? Ah, no? Stando così le cose io non ufficio. Lo vedremo. Lo vedremo. Lo vedremo. Fra Mamozio, diglielo tu al Marchese. Ufficio io in questo caso. Com'è? Chi è? L'ha sentito? L'ha detto anche lui. Sì, A proposito, Mamozio, dimmi un po', i figli della provvidenza sono a posto? Sì, sono tutti a letto. Gli hai fatto fare le cose uccello? Sì, no, tutti. Ma volete smettere di confabulare? E lui è questa rimane che quando mi vede vuol confabulare sempre. La devi smettere, hai capito? Non ammetto scherzi. E anche io. Qui non si scherza. E sappiate che domani mattina, volete o non volete, celebrerete il mio matrimonio. Ma non posso, Marchese. Vi rifiutate? Ma non è che mi rifiuto. Non ho i poteri. Ma siete o non siete un religioso? Religiosissimo. Appartengo all'ordine dei vedovi scalzi. E allora i vedovi scalzi non celebrano matrimonio? No. Possiamo solo invertire l'estramunzione. Se lui vuole essere sì. estramuzionato, lo estramuzionisco subito. Grazie. Ma per il momento non ne ho ancora bisogno, caro Tanto fratello. potrebbe premunirsi. Non si sa mai. Già. La vita e la morte sta in mano nostra. È giusto. E le può morire da un momento all'altro. Perché solo perché il marchese non muore. Ma io ho visto morire i marchesi come le mosche. Però è giusto. Non avevo pensato alla morte. Scusate, Causa tua. Io se l'avessi questa ti piglierei a schiaffo. Reverendi fratelli, volevo dirvi che in questo castello l'avo degli avi miei, Federico Barbanera, volle edificare questa cripta atta a torturare i prigionieri
a seppellire i morti e a murare i vivi. Dove andate? Sa com'è? Non è finita ancora la visita. C'è la seconda parte. Venite, venite. Vi ho detto che c'era qualche cosa di importante per voi. Un po' di impressione. Venite, fratello, venite. Sì. Ecco. Mamma mia, chi è questo? Questo è il loculo di Fra Marmidone. Lo vedete? Questo monaco ha 200 anni. Quanti? 200! Se li porta bene, però. Non mi dimostra. Sì, È un po' magro. C'ha le occhiaie, Ma no. Assomiglia a qualcuno che non mi... Hai ragione. Ma veramente Mi dice? sembra Ma faccia chi? conosciuta. Zero? Ma chi? Scusi, Marchì. A lei! Celiate pure. Sceglierà bene chi sceglierà per ultimo. Chi era questo Fra Marmidone? Questo era il padre spirituale di mio nonno. Ah, sì? Poverino. Morì lo stesso giorno della sua morte. Il dolore, forse. No, piacere. no. Stai zitto, ma perché vuoi sempre mettere il Io becco nelle cose? ammazzò mio nonno perché non volle dargli l'assoluzione. Da questa parte, come potete Signore, osservare? abbiamo la foca ammaestrata. Signore. Non scherzate. Perché? Ma io lo facevo per rallegrare l'ambiente perché è tetro. Non scherzate, vi dicevo, da questa parte, come potrete osservare, Sì. abbiamo fra Terenzio. Brniela, è tutto nudo. Ma no, che c'è il paltoncino. Dicevo, questo fra Terenzio non volle essere comprensivo con mio zio che aveva una pulcella per la testa. Ah, sì? Cosa aveva? Una pulcella. Lo zio aveva in testa, sai, quelle piccole pulcelle che si Piccole mettono fra i pulcelle? capelli. Che... No. Pigliava un pettine e si pettinava. No, cosa avete capito? Cosa hai capito? Che metti sempre il becco, metti? Aveva perduto la testa per una donna Lo senti? che voleva sposare. Ma siccome lui era già sposato, Sì. il santo fraticello non volle celebrare il matrimonio. Ah. E mio zio, bello, calmo, con un colpo solo, zac, Aiuto! fece perdere la testa a lui, come potete vedere. Si vede. Voi invece la vostra testa l'avete sulle spalle, non è vero? No, veramente io la testa ce l'ho in testa. Io la testa ce l'ho sul collo. Va bene, sul collo. La volete conservare la vostra testa? Per vincere. Ebbene, è facilissimo. Basta essere ragionevoli, comprensivi. Voi siete ragionevoli, siete comprensivi. Sono ragionevolissimo, Marchese. Ma anche se io celebrassi il suo matrimonio, non ha valore, perché... Fra Pasqua sbottonatevi. Come sbottono? Non c'ho bottoni. Fra Pasqua voi non siete mica un monaco di quelli, eh? Marchese, io sono un monaco di questi. Quindi non siete un monaco come Fra Guglielmo. Di chi è sto Fra Guglielmo? Venite. Chi è Fra Guglielmo? Venite, ve lo faccio vedere, Fra Guglielmo. L'ha pagata cara la sua colpa, Fra Guglielmo. Questo è Fra Guglielmo. Che stramizio. Questo frate un giorno si presentò al castello dicendo di essere un frate cercatore. Mamma. Mio padre, buonanima, che era un uomo magnanimo, molto magnanimo. Sì. Che mangiava? Oh, Anime, molti non ho anime. detto Annibale. magnava, ho detto magnanimo, generoso. Generoso, che hai capito? Lo riempì di ogni ben di Dio. Quando però si accorse che questo non era un frate vero, lo fece murare vivo. Allora voi, Fra Pasquale, siete un monaco come Fra Guglielmo o siete un monaco in piena regola? Signor Marchese, io sono un monaco in piena regola. Sono iscritto ai sindacati. Bravo, fratello, benedetto, meglio così. Comunque sappiate che in questo castello c'è ancora una nicchia disponibile. Questa sì, questa. Ebbene, se voi vi rifiutate ancora di celebrare le mie nozze, questa nicchia ospiterà la vostra carcassa rosicchiata dai vermi. Mamma mia, cosa ha detto? Ha detto che io sono gran cassa rosicchiata dai vecchi. No, non ho detto così, non ho detto così. Ho detto gran cassa. Carcassa. No, lei ha detto gran cassa. Carcassa. No, guardi che Ho detto gran cassa. Ha detto gran cassa. Scheletro. L'ho sentito bene. Carogna. Carogna! No. Ha detto La gran vostra cara. carogna rosicchiata dai vermi. Mamma. Allora, Mamma. vi rifiutate ancora di celebrare le nozze? Ma nemmeno per sogni. Bene. Io celebro le nozze, Bravo. le contronozze, le supernozze, la sciolgo il matrimonio, Bravo. la coniugo, le do l'estremunzione, le faccio fare la prima Mi comunione. compiaccio. Si vuole sposare, si sposi pure. Si vuole sposare Mamozzi, se lo sposa. Che me ne faccia di mamozia, ma voglio sposare Fiorenza io! Si fa per dire perché. E perché poc'anzi hai menato il can per l'aia? Io ho menato un cane per l'aria. Sì, hai menato il can per Quale l'aia. cane? Sì. No, il cane è scappato. Hai Quello tentennato. suo. Hai tentennato. No, hai tentennato. No, guarda che stavolta dice proprio, Sì, a lui. dice a te. A lui dico, a lui. Dice a me. Vuoi finire la rannicchia? Scusi tanto, io stavo sopra al pensiero, non ho Dimmi, capito. vuoi finire la rannicchia? Ma nemmeno per sogno. Bene, e allora questo matrimonio si può celebrare subito. Sì. Eccellenza! Chi è?
La marchesa vuole il cappuccino. Oh, Hai benedetto sentito? Dio. Se la marchesa... un cappuccino pure a me. No, Tu che pigli? Un caffè. Capito, Allora, due cappuccini e un caffè. Che vuole la marchesa? Il Ah, confessore. Il confessore vuole la marchesa. La marchesa vuole un confessore, io voglio un cappuccino. Io voglio il caffè. Non si può avere nemmeno un cappuccino dopo tanta paura che ci siamo presi. Lo so io perché mi cerca. Vuole liberarsi del peccato che non può nascondere più. Mi vuole confessare che fu l'amante dello spagnolo. E va bene, marchese, non si arrabbi. No. Adesso vado su, la confesso, torno e riferisco. Riferite a chi? A lei. È il segreto della confessione. Ma che segreto è segreto? Noi siamo gente libera, gente chiara, facciamo tutta la luce del sole. Ma allora non siete un monaco vero? Come non sono monaco vero? Come si permette di dire questo? Lei guardi sulla guida monaci e vedrà che mi trova. Va bene. Andate e tornate immantinentemente. Subito. Anzi, faccio una cosa. Le lascio Mamozzi impegno. Tenga. No. Monaco, tu vuoi scherzare e a me non mi va. Ricordati la nicchia, Faccio la nicchia. Pace e bene, sorella. Allora, siete proprio voi? Certo che sono io. E chi vuole che sia? Un pinco qualsiasi? Lei, se non mi sbaglio, mi ha mandato a chiamare, vero? Sì, per un momento pensavo che voi foste... Un cappuccino. Invece no. Sono un monaco macchiato, ma sono un monaco. E c'è uomo, sorella. Ecco l'uomo. Lasciate che vi guardi. Di prospetto, di profilo, di schifo, come mi Come? può guardare? Di schifo sarebbe di 3/4. Il collo. Permettete? Poi, Il collo è molto importante perché... No, e no, c'è il ditino freddo. Oh no! Che c'ho? Non avete la voglia. No, la voglia ce l'ho, cara. Sì, ma non sul collo. Che importanza c'ha? O sul collo o altrove, sono voglioso, non ha nessuna importanza comunque. Ha una grande importanza per me. Ah sì? Ditemi, per caso voi siete nati in Spagna? No, io sono nato a Monza, infatti, sono il monaco di Monza, oriundo partenopeo, parte napoletano e parte di Casoria. A casa mia eravamo bilingue e mi trovo qui perché passando davanti al castello è caduto sulla testa del mio confratello terziario, frate Mamozio, un piatto d'argento che non stava fiaccando. Ah, allora siete voi che avete raccolto il mio messaggio. Già, Corbezzoli era un piatto d'argento, è vero che sono in divisa, ma sa, l'argento è argento. Oh, mi aiuti, padre, sono nelle sue mani. Beh, non esageriamo con questo padre. Oh, mi aiuti, la Sì, sì. prego, mi aiuti, L'aiuto, senz'altro, l'aiuto. Lei è buona. No, non sono buona. No, padre, sono cattiva. Non è buona. Non dica bugie, perché con le bugie si va all'inferno, con le palle di fuoco in bocca, per carità. Lei è buona, glielo dico io, uno che se ne intende di bontà. Oh, dunque, vieni al monaco tuo, figlia mia, vieni al monaco tuo, dimmi un po'. È vero quello che c'era scritto sul piatto d'argento? Sì, Sì. è vero. Sono prigioniera di mio cognato. Ma davvero mi dichi? Sì, dico. Ma davvero mi dichi? Sì. Oh, per Bacco. E l'affare della mille? I 1000 fiorini, va? Sì, vi darò tutto ciò che volete, tutto. Non per me, figliuola. Per i figli della provvidenza che sono tanto poverelli, hanno tanto bisogno. Oh, veniamo al nocciolo della matassa. In che cosa può servirla questo povero manico, questo manico di Manzo, questo monaco di Monza? Cosa può servirla? Per prima cosa, rifiutarsi di unirmi in matrimonio con Don Egidio. No, cara figliuola. Io per prima cosa domattina celebro il vostro matrimonio. Lei è dalla parte di mio cognato. Ma no, figlia mia, io sono dalla parte mia. Non voglio mica finire nella cripta. Come si dice, chi va nella cripta impara a crepitare e io non ne ho voglia. E segua il mio consiglio, marchesa, lo sposi, è un po' racchiotto, ma lei chiuda gli occhi. Lo odio. Ma non l'odio all'amore, il passo è breve. Padre, io amo un altro. E chi è questo? Il capitano Emanuel, grande di Spagna. Grande di Spagna. Ammazzalo però. E vabbè, lo segui ad amare e intanto sposi il marchese. Con un piccione lei piglia due fave, cioè con una fava piglia due piccioni. Vede, padre, c'è un'altra cosa, non è semplice così. Ma no? E che c'è? Qualche papocchia sotto? Sotto c'è la papocchia? Dai. Insomma, io aspetto un bambino. Ah, lo vedi che c'era la papocchiella sotto? Ho capito. Oh, e questo bambino che aspetta è figlio del defunto marchese? No. Nine. È
Don Manuel de Leiva, y Alicante, y Córdoba, y Alcázar, y Medina, y Lopez, y Vasquez. Pasquale, Francesco, Nicola. E quanti padri c'ha questo ragazzino? È una società anonima. Questo è figlio di una cooperativa. Oh! Vede, padre, nell'ultima lettera Emanuel mi disse che sarebbe rientrato in Italia prima della fine dell'inverno. Ora non può tardare. Se voi potete ritardare il matrimonio, poi a sistemare mio cognato ci pensa Emanuel. Ho capito. Qui ci vorrebbe inventare un'altra papocchia che... Sì. Marchesa! Ci sono. La provvidenza mi ha illuminato. Siamo a cavallo. Una soluzione meravigliosa, magnifique. È chiaro? Domani io celebro il vostro matrimonio in pompa magna. E questa sarebbe l'idea magnifica. Ah, Tapina, lei non sa nella pompa che cosa si nasconde. È magna. O biondona, vieni al fraticello tuo. Celebramus sto matrimonio e che Dios ce l'amati buonam. Liberamus. Liberamus Domini. Tu, Don Egidio Filiberto Nicoletta. Che c'è scritto qua? Nicoletta. Nicoletta. Chi è Nicoletta? Lava. Eh? Lava la nonna. Nicoletta? Lava la nonna? Nicoletta, lava la nonna. Perché da nonna c'aveva i moncherini, non si poteva lavare da sé. No, lava la madre di mia nonna. Ah, scusi. Officiate. Scusi. Tu, Don Egidio Filiberto Nicoletta, marchese della Tansis, marchese. Lo mettete in dubbio? No, dico, ma. Officiate, vi sto dicendo. Subito. Vuoi prendere per legittima sposa Donna Fiorenza Gioconda Angelica qui presente dei marchesi del Giglio? Sì? Sì. Sì, lo devo dire io. Un momento, l'ha detto lui. Un momento, mettiamo le cose a posto. Ma perché hai detto sì? Io dico per lui. Lui deve dire... Lui lo sa. Lui lo so che lo sa. Ma tu che rispondi a fare? Fate facile fra mamozzo. È possibile che mette sempre il becco. Fatelo. Non basta che c'è il marchese che deve dire sì. Oh, guarda che io disfrato, sai. Mi scusino, signore, mi scusino. Dunque. Officiate presto. Vuoi prendere per legittima sposa Donna Fiorenza qui presente? Sì. Un'altra volta sì. Sì. Ma la vuoi finire o no? E metti sempre il becco e dai, spostala te a buona volta. Insomma, vogliamo andare avanti. Ma scusi, mi fa piare fregno. Ma fra Pasquale, dove vi credete di stare? Scusi, marchese, scusi. Che maniera. Dunque, questo sì, lo vogliamo pronunziare liberamente o no? Ma certo che lo voglio pronunziare. Sì. Col cuore? Sì. Non cerchiamo che poi, dici, sì. Se quel frataccio non mi avesse sposato... Dicendo sì, fra Pasquale. Hai capito come dico io? Non scherzate, ricordatevi la cripta, La trippa? La cripta. Ah, la cripta? Io ho capito trippa, scusi. È un lapso lazzo. Dunque. E tu, Donna Fiorenza Angelica Gioconda, vuoi per legittimo sposo il nipote della lavandaia qui? Ma che nipote della lavandaia? Sono il marchese della Tansis. Avessi detto Federico Barbarossa. Come mi permettete? Ma lo sai come sono stufato? Ma insomma, mi fa fare a me o no? Sì. Guarda un po'. Officiate. Oddio, mamma. Officiate, vi sto dicendo. Un momento. Lo vuol prendere per legittimo sposo, sì o no? Sviene! Assia Noris. Ora pro nobis. Doris Duranti. Ora pro nobis. Maria Denis. Ora pro nobis. Sofia Loren. Ora pro nobis. Anna Maria Pierangelo. Ora pro nobis. Brigitte Lolorum. Ora pro nobis. Toni Curtis. Ora pro nobis. Urti Urgens. Ora pro nobis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dà i nervi. Pregavamo per la marchesa. E intanto il mio matrimonio non è stato celebrato. E per colpa vostra. Siete stati voi che l'avete confusa con le vostre fandonie. Provvedete immediatamente. Voglio che questo matrimonio si celebri al più presto. Capite? Don Egidio Verbi Grazia, finché perdura questo stato di innincenza della marchesa non è possibile. Bisogna aspettare che ella si riprenda e pronunzia quel benedetto sì. E io non voglio aspettare, non posso aspettare. Ma che fretta c'ha lei? Io non capisco. La fretta sua non la capisco. Ma scusi, per metà, il suo matrimonio è valido. E già perché lei il sì l'ha pronunziato. Si faccia un bel viaggio di nozze. Ma come vado in viaggio di nozze se lei non ha detto sì? Parte solo, così gli dà la fregatura. Hai capito? Poi quando la marchesa si rimette, la raggiunge. Anzi, se lei ci dice dove va, ci manda una cartolina, così io gliela spedisco. Monaco, voi volete prendermi in giro, eh?
Sì, sì. Sì. Come significa sì? Sì, perché sembra, ma non lo è. Ma le pare che la prendiamo in giro? Un santo monaco e un santino? No, don Egidio. Ma il mio matrimonio non è valido, capite? Ma non diciamo parole grosse, non è valido, va soltanto perfezionato in parte, ecco tutto. Anzi, a me mi è venuta un'idea. Stammi a sentire, io credo che a te debba piacere come piace a me. Che a me piace, eh? Se piace a te, piace anche a me. Permettete che deve piacere a me? Giusto, lo facciamo nel suo interesse. Io direi, perché non procediamo al rinfresco? Ma che rinfresco? Il mio matrimonio è rimasto a mezzo. Allora, a mezzo rinfresco procediamo. Ottima idea. Basta così. Da questo castello nessuno uscirà se prima non sarà pronunciato il sì. Giusto, ben detto. Oh, bravo. Che siano chiuse tutte le porte. Bene. Che nessuno esca. Ecco. All'infuori di noi, che dobbiamo andare dal priore. Dal priore? Sì, signore. A fare che cosa? A prospettargli il caso di questo mezzo matrimonio, onde sapere da lui come comportarci in proposito. Ma non ce n'è bisogno. Tra poco la marchesa starà bene e il matrimonio sarà celebrato lo stesso. Lui non sa. Che cosa non so? Buon tempone. Chi è Buontempone? Lei. Questi svenimenti sono terribili, Credi? diabolici. Io ricordo il caso di una signora che in una circostanza simile svenne. Bene? E dopo 4 giorni, quando rinvenne, la poveretta era già morta da 2 giorni. E non basta! Quando in questo caso non si muore, come spero sia per la marchesa, si rimane muti. È vero, Mamozio? È vero? Sì, lui quando non parlo più, io c'ero. Lui c'era. E allora? Non ci resta altro che la speranza di Don Priore. E va bene. Sia fatta la vostra volontà. Amen. Andate pure dal priore. Ma ricordatevi, monaci, io terrò in ostaggio i figli della provvidenza. Se voi cercate di non tornare più al castello, farò una strage! Strage degli innocenti! Allora, andiamo dal priore? Ma che priore d'Egitto? Andiamo in Egitto a cavallo? Sì, andiamo in Egitto a cavallo. Ma possibile che al di là dei limiti del tondo ci sei tu? Andiamo a Monza, alla taverna della Luna Rossa a cercare Don Manuele. Chi ti ha detto che Don Manuele è là? La marchesa. Ma sei muta? Imbecille, la marchesa parla, fingi di essere muta perché gliel'ho detto io. Ah, ma parla? Parla da muta. La muta di Portici? No, la cieca di Sorrento. Ah. E se non c'è la taverna? Come non c'è la taverna? Chi vuoi che la porti via? E se non c'è Don Manuel? E allora andiamo all'accampamento. E se non c'è l'accampamento? Sì, ma sei amico mio, amico del giaguaro. Vai, biondo! Ah! Fratelli, non siamo qui per ricordarvi i vostri peccati, né per tenervi un sermone, ma siamo qui per cercare di divertirvi con il nostro canto, in cambio della vostra carità. Sei pronto, fratello? Sono pronto. Fateci, fate un poco di carità. Due fraticelli soli siamo in giro per il mondo andiamo. Chiediamo solo un po' di carità per noi. E sera prima di
giriamo stendendovi le nostre mani e quindi non potete rifiutare a noi che poverelli ci troviamo. Deve essere quella. Deve essere quella. La taverna. La taverna Della Luna Rossa. della Luna Rossa. Oh, ma che fai il pappagallo? No, me lo dico da me. Ma stai zitto. Vediamo un po'. Guarda un po' chi c'è dentro. Non ci arrivo. Alzo io, vai. Cosa vedi? Oh, a me vedo due frati che cantano e che ballano. Avranno una dispensa. Andiamo via, via. Che facciamo? Ci penso io. Vieni con me. Fateci, fate un modo di carità. Due fraticelli soli siamo, in giro per il mondo andiamo. Chiediamo solo un po' di carità per noi. E sera prima di dormire pregheremo per portare a voi la felicità. Fateci, fate un modo di carità. A piedi nudi noi giriamo stendendovi le nostre mani e quindi non potete rifiutare a noi che poverelli ci troviamo fino a quando non avremo la vostra carità. Fateci, fate un modo di carità. Fermi tutti! Che succede mai in questo luogo di perdizione? Basta! Basta! Vergognatevi! Maledetti! Cos'è questo scandalo? Non si è mai visto che due monaci si abbandonano a queste orge mellifere infernali. Io vi denunzierò alla Santa Inquisizione, non dovessi più chiamarmi Fra Pasquale da Casoria. Ma noi lo facevamo a fin di bene, fratello. Ma che fratello è fratello? Io sono figlio unico! Via! Sacrilego! Non va via! Famozio, mordilo! Ehi, Adriano, ma quello era un monaco vero, sai? Ma cosa te ne frega a te? Non siamo mica demonici veri noi. Anzi, sai che ti dico? Sì. Il sistema funziona. Domani veniamo qua vestiti da sanculotti e facciamo tanta di quella grana che poi diventiamo milionari. E voi, gentagli addetti dall'ozio e alla taverna, che vi compiacete di ascoltare con le vostre orecchiacce ragane simili sconcezze e non vi peritate di guardare con i vostri occhi certi gesti epilettici che non hanno nulla a che vedere con le danze. Io, santo monaco, e il santino qui presente, scagliamo sulle vostre teste di peccatori l'anatema più profonda che parte dal nostro cuore e con gli auguri più sinceri che da oggi in poi possiate diventare degli ottimi cristiani, magnanimi e generosi. Adesso parlo io. Ehi voi, uscite. Andate a predicare da un'altra parte. Qui la questa già l'hanno data. E la gente si può divertire. Forza, fuori. Ehi, Canapia, ti do un pugno che ti rompo il naso, Quale naso? Il suo. E me lo chiami naso questo. È bello il tuo. Come ti permetti? Forza. Lascia andare il monaco. Il monaco ha ragione. Ehi, monaco, vieni qua. Vieni a bere con noi. Grazie, fratello. Famozio. Sì. Sedetevi. Il vino fa buon sangue. È vero. Io sono spagnolo e per uno spagnolo è sempre un onore avere un santo monaco al suo tavolo. Spagnolo! Spagnolo! Olè! È spagnolo, domanda se conosce Manuel. È vero, hai ragione. Scusi, lei è proprio spagnolo della Spagna. Certamente! Non della periferia. I Pirenei, le cose così. E senta un po', lei essendo spagnolo, conosce un capitano della Manuela. Manuel. Monaco! Oh! Di Don Manuel di Spagna, ce n'è più di 1 milione! È uno di questi. No, ma questo è un capitano qui degli archibugi. Un ufficiale! Ufficiale. Ufficiale! Forse si tratta di Don Manuel di Alcazar, Mendoza, Cordova, i Medina e Velasquez. Uno dei 7, esatto. Monaco, vuoi che ti leggo il tuo destino? È arrivato il mago di Monza. Ma che non ci indovini dove si trova il capitano Manuel che lo cerchiamo? Ma che vuoi che io sappia di tuo Don Manuel? Oh, finiscila. Monaco! Che ce l'ha con me? Sì, lascia stare la ziega, vieni qua da me. Subito, figliuolo. Eccomi, figliuolo. Che cosa c'è? Senti, Monaco, raccontami una bella storiella pepata. Se mi dai l'indirizzo lo racconto a tua sorella. Va Come ti permetti? Wait. Stai buono. Lascia stare il mio santo monaco, che ti do un Se crocchetto. sei un santo monaco, fammi vedere un bel miracolo. bene? Quello te lo posso fare.
Il miracolo te lo faccio vedere. Dimmi un po', ti è mai capitato di desiderare qualche cosa nella vita e non l'hai mai potuto avere? Sì. E allora beccati questo! Dai! Non ti fidare, Cecco. Quella donna è una simulatrice. Finge. Vi assicuro che ha perso la voce, eccellenza. Io ho cercato di spaventarla, di minacciarla. Niente, non ha aperto bocca. T'ha preso in giro, cretino. La cognata è una furbacciona, la conosco, sai. E che sono stupido io. Parola di Cecco, vi assicuro, eccellenza, che non parla. La marchesa fa così con la bocca, ma non profferisce. Mi posso fidare, Cecco? Ma vi dovete fidare, eccellenza. Eccellenza, Che c'è? i due monaci sono tornati dalla mamma. Dalla mamma? No, dalla marchesa. E la marchesa che fa? Parla. Parla. Hai sentito, Cecco, eh? La marchesa ha parlato. Ho fatto male a fidarmi di lei. Ho fatto male io a fidarmi di te. Idiota. Non ci vado più un'altra volta. Illustrissima e nobilissima signora Marchesa, io e il reverendo fratello Mamozio qui presente siamo stati alla taverna della Mezzaluna. C'erano italiani, francesi, inglesi, portoghesi che non pagavano il conto, ma di Don Manuel, capitano spagnolo, neanche un baffo. È vero, Mamozio? Nessuno. Allora per me non c'è più speranza. Perché? Oh, Marchesa, spoglia. Ma che fai, imbecille, che fai? Ma hai detto di spogliarmi. Ma la Marchesa, non tu, cretino, spoglia, slaccia. Ma la Marchesa. E adesso, che fai? Che fai? La devo spogliare, Ma no? tu la stai denudando, guarda qua. Beh, da giacchiccero. Ma come giacchero? Ma come già io lo devo aprire qui alla gola per farla respirare meglio? Oddio, questa non respira più. No. Questa non respira più. Oddio. Senti un po' il cuore. Dove lo senti il cuore? A destra? Qui. Animale, a destra. Perché? Il cuore sta a sinistra. È mancina. Ma che mancina? Anatomicamente il cuore sta a sinistra. Vai. Vai! Di mortacci tua! Senti che rinviene. Alziamo. Oh! Issa! Oh! Venga! Oh! Tira! E adesso come si sente? Come si sente Male. adesso? Male. Peggio. Peggio. Il bambino sta per nascere. Sono perduta. Una donna perduta. Ma che perduta è perduta! Lei da questo momento sarà una vedova allegra! E non si preoccupi della nascita del bambino. Il bambino nasca quando vuol nascere. Sì, ma come? Come? Sono così sola. Ma che solo, non lo dica più questa parola, è una bestemmia. La provvidenza non ha mai abbandonato nessuno. E se il marchese lo viene a sapere? E noi facciamo in modo che non lo sappia. Perché avete un piano? Io no, tu c'hai un piano. Io no, perché? Che piano? E ci vorrebbe un piano di una certa consistenza, un piano di una certa forza. Un pianoforte. Un pianoforte? Ma che pianoforte? Un organo. Ma che organo? Una grancassa. Oh! Ci sono. Ci sei? I piatti. Io ti rispaccherei in testa i piatti, ti rispaccherei. Non si preoccupi, Marchesa. A qualunque costo il piano lo troveremo. A quest'ora? A quest'ora il piano si trova a qualunque ora. E se il piano non dovesse riuscire? E allora ciccia! Vuol dire che lei sposerà il Marchese. Ah no, questo mai! Marchese, Preferisco la morte. cosa sta facendo? Veno, voglio suicidarmi. Ma che suicidarmi? Veleno, lasci! Veleno, assaggia. Cos'è? È amaro. È veleno, per forza! Imbecille! No, Marchesa, no, per carità. Perché vuol suicidarsi? Lei che è così buona. Quanto è buona questa Marchesa. Piuttosto suicidiamo il marchese che è cattivo. Allora, che cosa ha detto questo priore? Il santo priore, molto rammaricato, mi ha detto che finché la Marchesa non riacquista la favella, niente da fare. Beh, allora è fatto. Lo Smilzo mi ha riferito che testè la marchesa stava parlando con voi. Illustre e nobilissimo Don Egidio, magnanimo signore di questo castello e adiacenze. Non dia retto a quello che dice Smilzo. È vero, sì. Abbiamo parlato con la signora Marchesa, ma la signora Marchesa, poverina, non parla, risponde solamente a gesti. Male. Me lo deve dire a viva voce. Io non pretendo un discorso, voglio solamente quel benedetto sì. E va bene, appena lo pronunzierà, io lo benedirò. Grazie. Prego. Grazie, fra Pasquale. Prego. Quanto ho mangiato bene. Sono contento. Questo cosciotto di agnello era squisito. Grazie a Dio. Sono empio, satollo. Sì. Fra Pasquale. Dica. Fetente.
Ma come dite? No, dico che è potente, che è potente. Bravo, l'avete capito finalmente, potente, potentissimo. Perciò fategli dire sì, altrimenti vi aspetta la cripta. Ricordatelo bene, la cripta. Ma Don Egidio, ma lei è criptomane proprio, abbia pazienza. La tosse. Un verso di coglione. Su. L'uccellino, guardi l'uccellino, su, per anni, l'uccellino, non si sforzi. Non si sforzi. Ecco, viva. Grazie. Viva. Come si sente adesso? Bene. Oh, dicono facciamo sfizi. E allora beva ancora, beva. Ma sto bene. Tutto, ecco il bicchiere. Beva. Pasquale! Non viene più. Lecca il bicchiere. Ma cosa Ci siamo. Vabbè, ci siamo. 3, 2, Soffoco. Acqua. Ho il fuoco qui. Acqua. Non c'è niente qua. Bravi, no, voglio i miei bravi. ci sta chiamando. Andiamo. Fate qualche cosa. Milzo, secco. Aiutatemi. Fate qualche cosa per me. Sto male. Bevete. Mi sento morire. Bevete. Non voglio più bere, mi sento morire. Fate qualche cosa. Signora Marchesa Puerpera, finalmente ci siamo? Sì. Non ci perdiamo l'animo. Su corda, su con le corde. Acqua calda, subito. Acqua calda, dai. Accidenti. Brucia, sì. L'acqua fredda. Panni. Ecco, perché sai, i panni servono sempre. In questo caso i panni sono l'unica cosa utile, perché noi lo facciamo subito, lo avvolgiamo il bambino. Chi si è fregato di fare d'acqua sopra? Non cominciamo. Su, avanti. Dunque, vedrà che tutto andrà bene, lei è in buone mani, è in panni. Borodalco. Aria. Borodalco è questo qua, guarda. Ecco qua. Questo è Borodalco. Sì, è solido, è liquido, non c'è. Vorrei dire in polvere. Polvere, sì. È Borodalco. È così stesso. Ok, questa roba. Borodalco. Ci vuole il Borodalco. Ecco, vabbè. Cos'è questo? Sale. E che faccio col sale? Disinfetta, era lì. Già, il sale disinfettante, sì. Sale, perché sale? Col sale viene meglio, sa? E poi sapienza, sale e sapienza. E poi un disinfettante, comunque, cuffia, stia tranquilla. Non abbia paura. La cuffia dov'è? È meglio che la prepariamo, qua. Eccolo, messo. Ma invece, ma come mette la cuffia? Ma quello è pensato per il perforino. Levate quella cosa che la infetti. Io credevo che fosse per i capelli che Ma non... che credevi che fosse? Scusi tanto, sa perché? Su, la fascia. Arrotola sta fascia. Arrotola, gira. Voglio tenere tutto pronto, di modo che appena esce, lo coso. Abbiamo fasciato il pupo. Hai detto di girare, ma hai detto... Girare. Ma sei pratico tu di queste cose? Figurati, mia moglie la lavatrice, io ho assistito a 6 parti gemelli. Io un bambino lo faccio nascere a occhi chiusi. Ecco, sì, li chiuda, padre. Ho tanta vergogna. Non ha torto, ha ragione, ci voleva una benda. Una benda? Ecco, così sai cosa faccio? Io vado a Tendone adesso. Dove vai? A Tendone. Quando? Adesso, quando? E mi lasci solo qui con la Mi lascio Marchesa? solo, ci resto anch'io. Ma cosa hai capito? Vado a Casaccia, vado a Tastoni, vai. Io credevo che tu andassi a Tentoni. Che anda a Tendone? Così alla cieca, insomma. Alla cieca. Ah, sì? Alla cieca. Senti, Ecco fatto. devo bendare anch'io? Ma no, tu non c'è bisogno, tu sei un terziario, non c'è bisogno. Adesso dirigimi, eh? Sì. Dirigimi, io Fate vado, presto, non ce la faccio Quando più. fretta c'ha questo bambino per nascere. E che diavolo? C'è tanto tempo davanti a sé, ha tutta una vita. Dunque, dirigimi. Avanti. Dirigimi. Avanti, su. Lì. Vado bene qui. Vado bene. Eh. Porca miseria. Sono 2. Ma possibile che quando metto le mani nascono sempre 2 gemelli? Guarda che quelli... Guarda che quelli non sono mica le teste dei gemelli. E che sono? Scusi tanto perché ho sbagliato. Tutti possiamo sbagliare, nessuno è infallibile. Provvidenza, aiutami tu. Io qui non so dove mettere le mani. Pazienza, Marchesa, pazienza. La pazienza è femmina. E chissà che non nasce un bel maschione. Fra Mamozio, Pronti? presto, scalpello, tenaglia e martello. Via. Il mio parte è indolore. Tutto se l'è fatta, la lavanda gastrica è andata. Adesso basta perché se sarà fatta una cosa di... mi sono impressionato. Anima degli antenati miei. Quel maledetto monaco
Mi ha avvelenato, è stato lui, ne sono certo. Sì, sì. Oh, adesso però pensate a tirarvi su, che al monaco ci pensiamo noi. No, lasciatelo a me. Io lo voglio ammazzare, quel maledetto. Ma prima voglio riacquistare le forze e poi devo avere una prova. Voi fate un'altra cosa. Sì. Andate di là, su, da mia cognata. Quell'altro, come si chiama, il mezzo monaco? Ah, Mamozio. Mamozio. Ha fatto segno che il bambino sta per nascere. Ne siete certo? Certo, come sono certo di aver rimesso gli occhi. Lo vado a soffiare, vicino, non ce la faccio, non me lo fate vedere più. Andate di là. Andate di là che sicuramente li troverete con la prole in mano. La propola? La prole, il feto, maledetti. E vi possiamo lasciare solo? Non solo, ma lasciate a me il dolore di stomaco. E poi non vi conviene restare vicino a me. Andate, io mi aspetto di là. Ancora? Che hai capito? Aspetto di là nella cripta. Andate via! Maledetti bravi! E chiunque vi domanda di me, digli che sono morto. La mia vendetta sta per cominciare. Ci disiamo. Piccinini di Fra Pasquale, piccinini di Fra Pasquale. Quanto è bello, eh? Di, senti, lo sai che è più facile tu far nascere un agnellino che un bambino? Lo so, anch'io con le pecore. Ma che c'è? Tu metti sempre le pecore in mezzo. Guarda quanto è bello, guarda. Rassomiglia tutto al padre. Come fai a dirlo se non lo conosci? Cosa vuol dire? I figli rassomigliano ai padri, no? Chi è? Ma sai che veramente assomiglia a te questo bambino? Adulatore? Sono mica il padre io. Dai, Marchesa, eccolo qua, guardi quanto è bello. Non so come ringraziarti. Ma non deve ringraziare me, deve ringraziare la provvidenza che mi ha insegnato a fare il levatorriccio. Un bel bacione, va? Mi raccomando, padre. Lasci fare a me, lasci fare a me. Di questo bisogna farlo sparire subito. Sì, lo faccio fuori. Ma che fai fuori? Oh, ma che sei impazzito? Faccio presto, io Ma che lo? Abbiamo fatto fuori il marchese, si può fare Sì, ancora. il marchese è una cosa, questo è un altro. Io dicevo di farlo sparire, cioè nasconderlo, di modo che i bravi non lo vedono, hai capito? Boh, io l'avrei fatto fuori. Ma che avresti fatto fuori? Io l'avrei fatto fuori. Ma come fai? Ma lascialo fare. Come lascialo fare? Bisogna trovarlo con la provola in mano. Con la prova, hai sentito il marchese, il bambino, il neonato. Hai sentito il vagito? Entriamo. Arriva qualcuno, occultiamo, sì. Fuori la prova! Fuori il bambino! Ma sono stracce! Sì, le metto sul pancino per proteggermi dal freddo perché soffro al pirolo. Svizzo, vieni con me! Laudatelo. Dov'è? Padre! Padre! Giovanotto, ho detto occupata. Occupata significa occupata, no? Abbia pazienza, la insiste, e allora va a finire che ci becca, no? Non fate lo gnorri, padre, dov'è il frutto della colpa? Giovanotto, questa è una stanza, non è una cozza da fruttarolo. Non tergiversate, padre, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie il vagito! Ma che vagito è vagito d'Egitto? Abbia pazienza, quello è il mio assistente Fra Mamozio, che è rimasto un bambinone e ogni tanto vagisce, gli va da vagire. Parlate chiaro! Io devo parlare chiaro. E lui con quella lingua parla giapponese. Ma dico io, è possibile che in questo maledetto castello un santo monaco di Monza, cioè un Mozambico, non può raccogliersi in preghiera? No, non è così. Appresso a me, assieme, guarda. Baciami bambine sola, bocca piccola. Badate, monaco! Lui non scherza! Perché scherzavo forse io? Io stavo dicendo una preghiera di ringraziamento alla provvidenza perché ha fatto ritornare alla favela la signora Marchesa. Ha fatto ritornare alla favela la signora Marchesa? Sì, signore. Ma questa è una bella notizia! Oh, e allora adesso la Marchesa ci racconterà. Signora Marchesa, dite qualche cosa, dite! Mi dica qualche cosuccia. Che ha detto? Che ha detto? Non ho sentito. Ho sentito io! Signora Marchesa, questo me lo pagherete! Ma che fa? Si alza? No, non può alzarsi lei in quello stato, per carità. Voi non mi cosa fate fa? più paura. Ma cosa fa? Grazie a questo santo monaco sono ritornata ad essere padrona qui dentro e vi scaccerò fuori come cani rognosi. Via! Fuori! Ma non Via! Anatema su di voi!
Adesso biri, non piangere, se no se ti sentono. Poverino, hai ragione, perché ti hanno tirato giù dal terzo piano. Però se non ti buttavano fuori, ti faceva fuori lui, carino. Adesso ti porto coi 3 servietti, vedrai che starai benissimo. E non piangere, se no ti do un crocchetto come le pecore, Ha detto che adesso che non ha più nulla da temere ci caccia via come cani rognosi. Ci ha buttato l'anatema. Per forza. Adesso che ha fatto sparire il bambino si sente più forte la delinquente. Capirai? E una volta soppressa la prova della colpa, lei non ha più paura di perdere il diritto su questo castello. Ma se fatti i conti senza l'oste, non è detta l'ultima parola, caro Cecco. Si deve perdere il nome del marchese della Tanzis, se non glielo faccio pagare. Che volete fare? Li volete torturare a tutti e due? No, non ce ne sarà bisogno. Non ce ne sarà bisogno. Mi voglio divertire un poco. Poi... Solo io mi diverto, cretini, solo io mi devo divertire. Quel santo monaco mi confesserà ogni cosa senza che io non lo tocchi nemmeno con un dito. Spontaneamente lo farà. Lui crede di avermi avvelenato, Crede che io sia morto. E io gliela voglio dare questa soddisfazione. No, signor Marchese, non mi dovete uccidere. Ma che hai capito? Lascialo stare, non lo schiaffeggiare, sai? Perché lo schiaffeggi? Povero Cecco lì. Lui mi è fedele, quello ha creduto che io mi volessi avvelenare. Dispiacevole. No, Cecchino, io non mi avveleni. Io voglio vivere 100 anni ancora, ricco e potente più di prima. Capito? Idiota. Ascoltatemi. Comprate tutto e preparatemi un tauto. Che? Spiegaglielo tu. La cassa da morte. Muori, Dio, vai! Hai fatto tutto quello che ti ho detto? Il bambino è a posto. Il marchese pure lui è a posto. Oh, senti, adesso vai da Donna Fiorenza e ti fai dare i 1000 fiorini come abbiamo pattuito. Hai capito? Così siamo a posto anche noi. 1000? Vai, non ti fa dare un soldo meno, Fra Pasquale. Chi è? Hai chiamato? Fra Pasquale. Sono qua, chi c'è? Chi è qui dentro? Sono io. Ah, scusate, fratelli, scusate. Cosa c'è di nuovo? Una grave disgrazia. Non si tratta mica del marchese. Proprio lui. Il marchese Don Egidio, improvvisamente, è morto. Ah sì, io lo sapevo. Come lo sapevate? Lo sapevo e tutti lo sappiamo. Si muore, ragazzi, si muore. Succo la vita, perché si muore. Ehi, Madame Marchesa, tutto fatto. Il bambino. Tutto a posto. Oh, grazie. Il bambino avvelenato e il marchese nella culla. Cosa dite? Il marchese è avvelenato. Il marchese è avvelenato e il bambino è nella culla con i 3 servietti. Un momento, io non capisco più niente. Chi è stato avvelenato? Il marchese è stato Fra Pasquale, lui è buono, l'ha avvelenato, se ero io, pigliavo un bastone, so come faccio con le pecore, ci metto un bastone in bocca e poi 1000 fiorini. Voi avete avvelenato il marchese? Fra Pasquale. Ma io vi ho chiesto di aiutarmi, non ammazzarlo. Ehi, non cominciamo, 1000 fiorini qua, Ecco, voi, quello che ho detto, oramai ci siamo, qui noi siamo sulle spese, per Bacco. Io ho già perso 7 pecore, lui ha fatto il parto indolore, l'altro là è stato avvelenato, quindi, 1000 fiorini a lei, non cominciamo perché poi Fra Pasquale racconta a me, via. Ma siete assassini, via fuori di qui. Ha una cosa tremenda. Lo capisco. Sì, non mi ha dato niente. Tu non sai m'ha cosa dato- zitto? Non sai che è successo? Che è successo? Una grave disgrazia. Un'altra? Io non ho il coraggio di dirtelo. Diglielo te. Non posso. Diglielo te. Io no. Queste cagaglie, se te lo dici. Io non ho il coraggio di dirtelo. Ma che cosa? È morto il marchese. Ah, sempre lui. Come sempre lui? Sì, dico, È la prima volta che muore? No, la prima è stata... Vedete come gli dispiace? Ai. A questo terziario? Questo c'è il cuore d'oro, si era affezionato al marchese. È un piccioncino, a me mi fa tenerezza, mi fa... Ti benedico, caro, ti benedico. Beh, io dovrei fare le condoglianze a qualcuno, non so chi fate, le faccio a voi, poi fatene quello che volete. Andiamo. Un momento, dove andate? A pregare per l'anima del santo marchese? No, voi dovete vegliare. Come vediamo? Scusate, e lo volete lasciare senza i conforti? È morto, che se ne fa dei conforti? Beh, ma non è una buona ragione lasciarlo solo. Solo, anche se sono altri, mica lui conosce. Voi siete dei religiosi. Sì, signore. E allora dovete vegliare. Magari lo veglia lui, che è vegliardo. No, lo dovete vegliare tutti e due. Ma non ci avrà mica messo per veglione a noi. Basta, su, andiamo, via. Avanti, via, su, voi, andiamo. Via, su. Via. E che furia c'è?
Marchese è morto senza nemmeno i conforti religiosi. Oh, beh, o conforti o non conforti, tanto sarebbe andato all'inferno lui stesso, pure con i conforti. Sai. Beh, guarda, facciamo presto, pace all'anima sua, va. Sì, dunque, pace all'anima sua, de profundis, autobus nominis, di capantis, li anima liberamus. Liberamus. Andiamo. Dove andiamo? Voi gli dovete stare accanto tutta la notte. Tutta la notte accanto a quello lì. Ma è cattiva educazione questa, abbiate pazienza. Se quello lì, durante la notte... Ha bisogno di qualcosa? No, voi lo dovete vegliare. Non volete da vivi da morti? Ma perché vuoi andare via tu? Cosa c'hai da fare? Vieni, allora. E se vedi cosa dicono i signori? Ci dobbiamo vegliare. Anzi, io direi di fare una cosa. Sì. Adesso lo facciamo vedere a lui. Sì. Poi ci diamo il cambio. No, tutti e due. Andate. Vieni. E non insisti. Ma guarda. Ma che modi sono questi? Ma che fai? Segregati. Che segratura, ragazzi. Ma che tremi? Cosa hai paura? Non ho mai vegliato un morto, io non ho mai vegliato. Paura dei morti, sta animale. Bisogna avere paura dei vivi. A me i morti mi fanno un baffo. Eccolo lì. Oddio, non lo posso guardare. Mi fa impressione. Piano, non correre. No. E non aver paura. Io? Non aver paura. Fa finta di niente. Io lo guardo. Oh, non lo guardare, fai finta che il morto non lo conosci, va bene? E poi i morti non fanno paura. Non fanno paura. Non fanno paura. Eccolo lì, il vigliacco. C'ha la faccia coperta. Bisogna scoprirlo. Sì. Per dire l'orazione, vai a scoprirlo, vai. No, vai tu che sei più... Ma come hai paura? Alla tua età. Ma non ti vergogni, vai a scoprire. No. E non mi fa pigliare paura a me, che io non ho paura di nessuno. Ci vado io, ci vado. Ecco. Oh. Che vuoi? Non ho parlato. Ma hai chiamato, cosa vuoi? No, io non ti ho chiamato. Ma hai interrotto nell'andata, cosa vuoi? Io non ho detto niente. Sei bugiardo e fesse, Via, ti sei l'occhio, parola d'onore. Oh, andiamo assieme, va bene? Così pigli coraggio, vai. Andiamo assieme. E non spingere. Non spingere, quello è un morto, un po' di rispetto. Bisogna scoprirlo. Ecco, c'è la faccia coperta. Scoprilo, vai. No, io no. Scoprilo. Hai paura di scoprirlo? Scoprilo tu. E lo scopro io. Tu hai tanto coraggio, mi mandi sempre a me. E che ci vuole a Torino? Uno fa così e lo scopre. Va bene? Fai così. No, io faccio così. Io così faccio, eh? Sì. E se poi quello è infetto? Perché? Come? È cadavere, può essere infettivo. Mi viene una cosa nella mano, posso morire. Allora no. Ci vorrebbe un bastone, vai. Un bastone. Trova un bastone, su, svetto. Amore, si svetto. Sì. Amore, si svetto un bastone. Basta questa. Una canna, benissimo. Ottima, sì. Tu, che ore sono? Non lo so, chi sarà mezzanotte. Tu non sai mai niente, non sai. Tu sei l'ignoto. E no. Che hai preso? Ho preso un baccalà grosso come te. Ma che sto pescando? Sto pescando la salma, forse. Non la vedi che è grosso? Già, è un salmone. No, lasciami lavorare, ti prego. Mamma mia, quanto è brutto. Ah, che schifo. Io non lo posso vedere, non posso guardarlo. Non... Mi fa senso. Che c'è? Morto. Che succede? Il morto mi ha salutato. Sì, chi? Ma non ti ha salutato? È logico. Ti conosce? Come fa a dire sciocchezza pure a me, mi fai dire morte salutava a lui. È la tua fantasia sovraccitata che ti fa vedere doppio. È un miraggio, capisci che è un miraggio? Il morto ha fatto un miraggio, va bene. Oh, guardalo lì. Bello, morto fresco. Ha salutato un altro. Ma che salutato! E non ne posso più! Ha salutato un altro. Ma che salutato un corno! E finisci, dove siamo? Io non gliela faccio più sta vigilantessa! Si muove, saluta, ma che è la fantasia che c'hai sovraccitata che ti fa vedere quello è un morto miraggioso. Guarda come sta bene, guarda. Lo vedi? È fermo, lo vedi che non si muove? I piedi, accavallati, i piedi, accavallati i piedi. E si capisce, è logico, non deve fare, è fisiologico.
Dopo tante ore il morto c'ha i nervi che si muovono, si contorcono, e allora a cavallo. Vai a scavallarlo, vai. No, io non lo so, io no. Hai pure paura del sole. E vado io, guarda, ci vado io per fare te. Io gli tocco i piedi senza guardarlo, guarda, sono così allenato a queste cose. Guarda. C'hai paura? Io non mi sono neanche... Sì, lo deve fare. Sono i nervi. Tira giù. Sono i nervi. Sono i nervi, tiro giù. I nervi. No, qua. Mi sono spuntati i denti da latte. Non sono denti da latte. No. Quando i morti si ritirano le gengive, escono le zanne fuori. Io li voglio tirare. Sono disgraziati. Io ho visto una tanaglia. Valla a prendere. Quanto sei... Non lo posso guardare, mi fa impressione. Non lo voglio guardare. A me mi fa un senso, mi fa questo morto, non so perché, e poi mi fa schifo. Confesso, è un peccato, che faccio? Mi fa schifo. Sarà l'odio. Ho trovato questo qua, vanno bene. Ottima. Gli acchiappiamo i denti. Tiriamo. Disgraziato. Ecco. Ah, non gliela faccio più. Che notte. Ragazzi, che notte. Una notte funebre. Sì, Funerea. Caro di, tu non sai... Che? Non sai che cos'è questa? Che mani fredde che c'hai? Io ce la mano fredda. Leva la mano da dosso, mi fa impressione. Io ce l'ho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'ho 4 mani. Il morto. Che succede? Il morto, sei tu. Quale morto? Sono 6. Te do un cazzotto in testa, ammazzo io. Il morto non ce l'ho, lo vedi che non c'è il morto? Dove ce l'ho? Sotto la tunica ce l'ho il morto. Lo vedi dove sta? Lo vedi dove sta? Pacifico, vieni a vedere. Guarda, convinciti seco. Lo vedi che... La testa è di qua, le gambe sono di là. Ebbene? Prima la testa era di qua e le gambe erano di lì. E ti meravigli? È normale. Come? Sarebbe stato normale se non si fosse girare. Te l'ho spiegato 1000 volte. Il morto dopo tante ore fa dei movimenti perché sono i nervi che si muovono, hai capito? Qui è stato il gran simpatico. Il gran simpatico serve il nervo principale, è quello che comanda tutti i nervi. Quindi il gran simpatico, a me lui mi è antipatico, da vivo e da morto. Ma il gran simpatico gli ha fatto questo movimento. È il gran simpatico che ha fatto rivoltare l'antipatico. Esatto, lo vedi che ci sei? Lo vedi che cominci a capire qualche cosa? Io lo voglio vedere da vicino, a st'animale. Guarda, gli bruci i capelli. Non me ne frega niente, lo brucio tutto. Vuoi vedere che lo crepo? No. Porca miseria. Oh. Vieni qua. Vieni qua. Guarda quanto è brutto. Carogna. Aprigli gli occhi. Aprigli gli occhi. Gli occhi destro, aprilo. Ma che fai con 2 mani? Spalancolo bene, in vista. Io piglio la mira, Ci sono? Porco. L'ho preso? Sì. Quando è brutto, guardalo qua. Era brutto da vivo. La morte l'ha peggiorata a st'animale. Lo schiaffone. Dagli uno schiaffo. Dagli uno schiaffo. Ma che fai? Io ho dato la zingardina. Ma che zingaro, glielo devi dare così, glielo devi dare. Guarda, io voglio... Io morso la mano. Mordila anche te. Mordila anche te. Io Mordi la mano. Cosa fai? Mi ha morso la mano. Ma che morso la mano? Quelli sono i nervi, è il nervo simpatico che lo fa muovere. I nervi sono come... Guarda, c'ha pure la barba, sembra una capra. Guarda. Un pelo di barba, conservalo che porta male. Tiè, eccolo lì. Guarda quanto è brutto, guarda. Ti volevi sposare la marchesa, La biondona, Ti piaceva, La ciaciona, ti volevi ciaciare. E se lo vuoi sapere, piaceva anche a me. E un tantinello anche a lui. E voleva far sparire il bambino. Ah, sì, volevi far sparire il bambino. Digli qualche cosa. Birichino. Ma che birichino, questo è un figlio della mignocca, bisogna trattarlo così. Ci voleva far finire nella cripta, ma l'abbiamo avvelenato. Ah, sì, e io t'ho versato il veleno nel vino, t'ho versato per farti crepare e sei morto. E adesso vai all'inferno col fuoco. E i vermi rosicchieranno la tua gran cassa, non la mia. E anche la tua, perché tu verrai con me. Che hai detto? Io vengo con te dove? Dove vengo con te? All'inferno con me. All'inferno vengo con te io. Con me all'inferno. Ma cosa dici, sai? L'ho detto io. Ah, chi l'ha detto? L'ho detto io! Aiuto! Non sono morto! Ceppo, smilzo! Bravi dove siete? Bravissimi! Bravi. Fuori, biscoppi! La mossa! Aiuto! Vado a cercare Don Manuel! Io scherzavo! Io l'abbia dimenticato. Cosa? L'orecchio!
detto, me l'ha L'orecchione mi fa Non mi venire. piace, no, non mi piace. Aiuto. Reggetelo. Aiuto. Tu vai a prendere la parola. Sì, perdono, un povero monaco, Che perdono. povero monaco, delinquente, ti piaceva la marchesa, eh? No, non mi Ti piaceva. piaceva la ciaciona, ti volevi ciaciare, Non sì. mi volevo ciaciare. Ebbene, te l'abbraccerai in un abbraccio mortale. No. Sbircio, prepara la tortura. No, la Fuori. segatura no. Che Quale segatura? La tortura. La tortura di cosa c'è? La tortura, lo devo torturare. Ma chi si vede? Il frate dei miracoli. No, guardi che non sono mica io quello dei miracoli, è Fra Pasquale. Anzi, adesso lui ha bisogno di un miracolo, devo trovare il coso, il capitano Emanuele. Ah, sì, il capitano Emanuele, Sì. quello che sta al convento di Monza, eh? Che si è fatto frate? No, sta la sorella Monaca. La sorella Monaca Monza? Ah, l'ho trovato! Un momento. Cosa c'è? Ti devo restituire qualche cosa. Che cosa? Ti ricordi il miracolo? Che miracolo? La brocca in testa. Sei capace di darle? Certo. Come fai? Come Così. fai? No, vedi, lo prendi con due mani, ti tirava con una mano sola, così, leggera, poi ti volti la testa di là, poi fai così. Scusa! Mettetelo alle catene. No. Alle catene. La catena no, mi fa schifo. Ma è venuto il momento della violenza. Adesso pagherai il fio della tua colpa. Non mi hai voluto sposare, vero? Sei svenuta il giorno delle nozze. Ebbene, voglio vedere che effetto mi farà questa nuova cerimonia che ho preparata per te. E tu, monaco maledetto, non sarai più vedovo. Ti piaceva Fiorenza, eh? E adesso la sposerai in un matrimonio di sangue. Non posso? No. Ho preso i voti. Te li sciolgo io i voti. All'inferno dovete finire tutti e due. Perciò farò avvicinare i vostri corpi lentamente fino ad unirvi in un abbraccio sacrilega. Sì, mio fratello Manuel è stato qui, in buon ritiro per quasi una settimana. Ma ora è partito per raggiungere l'accampamento. Oh, povera Marchesa, povero Fra Pasquale, per loro è finita, no? Non c'è più speranza. Don Egidio li ucciderà. Don Egidio De Lattanzis? Sì, proprio lui. Bene, sono 10 anni che aspetto questo momento. L'ora della riscossa è suonata. Il vile marchese che giovane inesperte tentò di sedurci, costringendoci a ritirarci in questo chiostro, pagherà finalmente tutte le sue colpe. Ma come si fa se non c'è Don Manuel? Se non c'è mio fratello, ci sono le mie sorelle. È vero, sorelle? Avanti, abbassate la leva. No, la leva no, io non sono di leva. Porco, che tu sia maledetto in eterno! Voglio godermi fino all'ultimo il piacere della vendetta. Don Egidio, la miglior vendetta è il perdono. La mia vendetta sarà completa quando arriverà il cozzo. Dio, qui si cozza. Sì. Fate fermare, voglio scendere. Dai, la leva, dai. Ho il diritto di precedenza, voglio scendere. Don Egidio De Lattanzis non perdona. Voglio assistere alla vostra lenta agonia. Perché non chiedi aiuto al tuo Don Manuel? Adesso morirai dannata, dannata! Avanti, miei bravi, fatele cozzare! Voglio godermi il cozzo! Oggi mi va bene. Pure il fatto di non assistere alla tortura del monaco e della marchesa mi ha fatto piacere. Ma non so, la violenza mi fa senso. Bravo, ci fai pure il bravo. E poi noi meridionali siamo sentimentali. A me invece le scene del dolore mi sono sempre piaciute, a me tutte quelle scene con l'ossa dei teschi di morti, il loculi delle tombe e le bare così che lo cavano. A me mi sono sempre i monaci e monachi a me mi fanno. Avanti, sorelle, alla carica! Aiuto, le monache! Come ti senti, Spirito? Come se mi mancasse qualche cosa. Marchesa, Dai, stringi! non è colpa mia.
sarò vendicata, maledetto. Ci penserà Don Manuel a vendicarmi. E se non sarà lui, sarà mio figlio. Pietà, pietà per Pasquale Cicciacalda. Sono padre di 12 figli, 6 gemelli. Oh, padre, padre, pregate per le nostre anime. Marchese, indurisca la pancia. Indurisca la pancia. Arrivano i nostri! Che c'è? Cosa è successo? Le monache! Le monache! Caricatele, bravo! Virginia! Sorelle, all'attacco! Vieni! A noi due, Don Egidio! Vedi come il cazzo! Io ti levo la forza! La mia spada! Vieni che ti faccio nero, ti spino! Come combatto bene, padessona mia! No, prendi questo! Questo! Bello, babarro pinguino! Sistemo io a te! Sempre desiderato battermi con una donna ed è giunto il momento! Ma che vuoi dire la La linguetta! Un ovale ci voleva! Infila per me! Dai, fermo con i piedi! Quanta sei bella, Virginia! Mi piaci più di prima, lo sai che mi piaci più di prima! Io invece ti odio più di prima, Don Egidio, e lo sai! Qui, Pasquale, siamo qui! Amocchio! Pasquale, qua, su! Presto, ecco, ti sciogli adesso, ti faccio vedere io. Ti faccio vedere io. Fammi la mazza! Dio me l'ha data qua, chi me la tocca? Chi è? Creva, vigliacco. Bravo, monaco, bel colpo! Se non ci seguite fra monachi. Fermi tutti! Chi è? Mio fratello, come al solito sempre in Oh, ritardo. cacchio. Fiorenza! È Manuel, finalmente! Dov'è il nostro figlio? Salvo! Dio sia lodato. Sì, grazie a tua sorella e a questi bravi monaci. Grazie, sorellina. Di questi due monaci me ne frego. Largo! Dov'è questo Egidio? Dov'è questo disgraziato? Don Egidio, maledetta carogna, finalmente sei nelle mie mani. Oddio, pure i pompieri, ma... Ti sei fatto pompiere? Come sono questi? Ma è il 1000 fiorini? Oh già, adesso ci penso io. Dottore! Dottore! Sì, il monaco si... Mamma mia, bella capo. A botte in testa. A capo. Come sta capra? Come sta capra? Aiz. A capo, ma che suoi.